Oggi abbiamo voluto fortemente questo convegno trattando un tema importante, la violenza sulle donne. E quando la Presidente delle Donne Medico e della sezione di Agrigento, la dottoressa Mattia Quirino, lo ha proposto, abbiamo subito sposato il progetto e abbiamo voluto fortemente farlo qui proprio nella sede dell'Ordine per sensibilizzare al massimo tutta la cittadinanza su questo grave problema che tra l'altro in linee generali sulle donne. Noi poi in particolare abbiamo questa violenza sulle donne medico che è l'altra ferita, possiamo chiamarla. Importante è sensibilizzare perché il problema è grave e il femminicidio a cui noi assistiamo, il numero elevato di femminicidio che c'è, è la punta massima, diciamo, ma dobbiamo cominciare a vedere il problema, ecco la sensibilizzazione. Quando comincia a livello familiare queste minacce, questi soprusi, una violenza che è subito e nessuno riesce a vedere, è la violenza economica. Comincia da lì a volte, bisogna essere subito attenti a questo problema per evitare poi la fase finale, che sarebbe il femminicidio. E lì bisogna focalizzare bene questo problema sulla violenza economica, perché se consideriamo che solo l'85% degli uomini ha un reddito contro il 60% delle donne. E consideriamo un altro fattore, che c'è un 21% di donne che non ha un conto corrente. Ecco, da lì cominciano, questo è uno dei motivi, una delle situazioni che bisogna attenzionare per evitare di arrivare poi alla fase finale, che è quella del femminicidio. Quindi oggi siamo qua per sensibilizzare su questo problema, cercare tutti assieme se si può trovare una soluzione assieme alle istituzioni. Chiaramente siamo da stimolo e siamo noi un organo sussidiario dello Stato e quindi cerchiamo di collaborare per trovare delle soluzioni possibili. L'Associazione Italiana Donne Medico nasce nel 1921, si è occupato sempre delle differenze di genere e principalmente anche della violenza delle donne. È una società scientifica e quindi si occupa, è importante perché si occupa oltre ovviamente della violenza di genere, come ho detto anche delle differenze di genere, si occupa anche di eventi scientifici. Infatti in tutta l'Italia si organizzano dei convegni che sono di diverse tipologie. Infatti la cosa importante della nostra associazione è ovviamente la pluridisciplinarità. Questa che unisce tutti porta a evoluzione anche nel nostro percorso scientifico, nel nostro percorso lavorativo e ovviamente lo trasmette anche agli altri. Siamo società scientifica dal 2000 e poi abbiamo in occasione del centenario abbiamo il Presidente della Repubblica abbiamo fatto un francobollo che è rimasto appunto per il centenario e ci ha insegnato ad una medaglia. Oggi siamo qui e ringrazio intanto il Presidente dell'Ordine dei Medici che ci ha voluto fortemente fare questo convegno sulla violenza di genere, che purtroppo è un argomento che ormai è diventato all'ordine del giorno. La violenza di genere ovviamente è rivolta non solo alle donne ma anche ai bambini e anche a livello lavorativo, quindi tra colleghi o altro, quindi intendiamo un po' tutti i tipi di violenza. È importante soprattutto parlarne, anche se a volte magari si può anche emulare, parlarne perché bisogna fare principalmente qualcosa per prevenirle queste cose. Prevenirle secondo me, infatti volevo presentarlo anche come progetto, sarebbe importante andare nelle scuole e parlare con i ragazzi. Vedere anche se, perché è importante capire, capitare dall'inizio se c'è qualche tipo di violenza, che può essere una violenza fisica, può essere una violenza anche che i genitori magari litigano, quindi i bambini poi crescono con questa voglia anche di fare violenza sugli altri. E quindi è importante capitare queste piccole cose
e soprattutto noi medici, nei nostri ambulatori medici per esempio a volte vengono ragazze che vedi che hanno delle problematiche e poi magari scavando, andando incontro, cioè facendole parlare si vede che effettivamente c'è una forma di violenza appunto subdola, psicologica soprattutto in questo caso. Spero, ci auguriamo, ovviamente certo sarà un percorso difficile questo da fare, però ognuno nel nostro piccolo, con le istituzioni, ovviamente come diceva il Presidente, con le scuole, potremmo insomma, cercare di perlomeno ridurle, se non eliminarle. Oggi sono qui nella vostra bella Agrigento per parlare di violenza. L'EDM in questi giorni parla di violenza su tutto il territorio nazionale perché è una delle nostre mission che è formare ed informare, ma anche a livello internazionale l'EDM si occupa di violenza di genere, quindi non soltanto quella che riguarda le donne, ma anche i bambini e i soggetti fragili. Il Viprom è un progetto che è nato in Germania, ma sempre a cura delle donne medico ed è IDM è partner in Italia. C'è stato un grosso finanziamento proprio per dare vita a questo progetto che possa dare formazione, informazione, ma anche e soprattutto supporto alle persone che sono state colpite da violenza. Quindi è un progetto su larga scala di cui EDM si occupa con dei corsi proprio per poter formare le persone che accolgono gli sanitari, il personale sanitario per accogliere e riconoscere soprattutto quelle persone più fragili che hanno necessità di accoglienza, di supporto e anche poi di reinserimento nella vita sociale lontano da chi le ha maltrattate.